dell'intervento, dottoressa Bocca. Un saluto particolare a Nicolò Gennaro e riprocedo, ma davvero grazie di occasione di riflessione sta molto coinvolgendo in quest'ultimo. Allora, il tema è la forza. Abbiamo sentito parlare di rete, abbiamo sentito parlare di relazioni, la parola forza. È una parola molto usata, una parola abusata, una parola consumata. Ed è parola del nostro quotidiano. È un insieme di relazioni esistenti fra persone, anche se queste non necessariamente non si incontrano nello stesso momento e nello stesso luogo. E questa è che noi le immaginiamo a tanti nodi, e che i nodi rappresentano le linee di congiungimento tra un nodo e l'altro, rappresentano le relazioni che noi abbiamo tra di noi. Quindi il concetto di rete può essere un modo per definire la realtà di una persona. Una rete, la rete familiare, e il significato che noi diamo è quello che effettivamente attribuisce alla stessa. Slide, io sono a una terza quarta slide intanto, ma per evitare di perdere la parola ho comunque cominciato. Eventualmente le slide possono essere recuperate sicuramente in YouTube. Quindi la rete è un assunto fondamentale che esprime l'interazione. Interazione vuol dire che c'è anche dipendenza. Il modello a rete, e questa interdipendenza dà evidenza ad un concetto chiave che è quella comunicazione. Quindi immaginiamo la rete, immaginiamo i nodi, immaginiamo che sono queste linee tra nodo e nodo e una interazione. Io comunque mi comunico con l'altro e l'altro si comunica a me. Andiamo alla prossima. E allora molte volte è stato accennato nei diversi interventi ad un concetto chiave, adesso lo esprimo in maniera molto chiara, che è quella della reciprocità. Significa che cosa? Che nella reciprocità, e nella slide successiva, la reciprocità è uno scambio alla pari. È il salto di qualità, la renza sostanziale. Torno a sottolineare in maniera molto forte, perché come dice Gallino, che è uno studioso, è proprio lo scambio. Questo è, sto dicendo, è il non c'è qualcuno di più, non c'è qualcuno di meno. E questo significa anche una reciprocità tra pubblico, privato e sociale. Ed è una modifica del paradigma, ed è un cambio del paradigma sostanziale che va verso il concetto di welfare cioè welfare comunità. Dico questo perché molte volte si pensi che sì, comunque è un rapporto tra associazioni, però magari c'è una visione di qualcuno di meno. Nessun elemento valoriale di merito, ma la considerazione fondamentale che in reciprocità c'è lo scambio alla pari. Che ti posso dare questo, quello che tu mi puoi dare è uno scambio. L'elemento centrale questo scambio pari tra te e me, che può essere fra persone, fra gruppi e il privato. È di qui che è alle nostre leggi italiane è molto sottolineato il grande valore del principio della sussidiarietà, dove il suo soggetto, no, questo terzo settore, questa società che movimento è una società che si rapporta in maniera paritaria. Ecco che il termine reciprocità non va assolutamente scontato e non va assolutamente mai qualsiasi tipo di rapporto che possiamo avere tra pubblico e privato, tra istituzioni e cittadino e cittadini stessi. Allora, la riflessione diventa questo lo dico.
che cosa abbiamo scoperto? Che uno studioso questo. La sfida posta dal Covid è non tra le nazioni, ma a scegliere la solidarietà globale. Quindi stiamo parlando in termini macro. Ma se noi poi ci spostiamo ancora a quello c'è un altro di quello che emerge questa esperienza di David, dice che vedo sorgere un nuovo senso di comunità, c'è un modo dove dovremmo scoprire una nuova vita. Questo è molto interessante. Praticamente Tortoso non c'è distanza sociale, qui c'è vicinanza sociale, questo che è molto forte. Ecco che allora ci sono delle quali stiamo andando e che si stanno in maniera molto naturale. Per dire che la nostra società di anticorpi incentrati sul varietà del bene sociale che si stanno esprimendo in maniera, come è stato visto in quest'anno di Padre ed è quel capitale sociale, i fondamenti sociali della nostra. Noi siamo parte di questo capitale, i proprietari l'ho messo a disposizione, cioè si è costituito un movimento capitale sociale. Poi passiamo alla prossima. Che la ricchezza delle azioni è l'ante di commissioni. L'altro elemento importante che sottolineo è la diversità. Non siamo uguali nello scambio a pari, siamo comunque diversi. Io mantengo il mio nome, l'altra persona mantiene il suo nome e questa diversità comunque che dà l'idea di come sia possibile costruire delle economie che ci consentono di diventare ancora di più capitali. Ma questo è sociale. Ma andiamo alla prossima. E la domanda chiave è questa: sostiene questa dimensione capitale? Perché noi ci teniamo così tanto alla religione? Perché abbiamo qual è quella che ci sente a stare insieme, a sforzarci e a queste libertà in questo scambio alla pace. Questo è una parola chiave molto semplice che talvolta usiamo. Grazie, passiamo alla prossima. Ed è la fiducia. La fiducia è quella parola chiave che è l'elemento fondamentale della reciprocità, che è dello scambio, che è del nostro capitale sociale, che è quella che genera la forza delle relazioni. Io ho fiducia in te. E questa è trasformante, collega insieme, difficoltà, steccati, confini. E in questa fiducia reciproca si gioca davvero il nostro essere quotidiano. Siamo all'inizio, è questo senso di stare nella rete. È una rete asica, è una rete ricca di contenuti, ricca di relazioni, ricca di quella fiducia di cui oggi c'è estremo bisogno. Questo è il nostro essere e far parte di questa umanità. Io mi scuso molto di tutte le difficoltà, connessioni che ci sono state, ed è su questa parola chiave di fiducia che noi continueremo a costruire reti, e quindi io ringrazio di questa occasione che è stata data a me come a quelle persone che in questo momento stanno costruendo reti e che con fiducia vanno con altrettanta fiducia al domani e a quello che sarà, e anche ad affrontare con grande serenità di Covid, perché c'è questa forza che ci lega e la forza delle nostre relazioni. Grazie ancora, dottoressa, di questa opportunità e di quanto la Fondazione sta facendo, ecco, per la nostra città e per tutto il nostro.